Ci prepariamo di buono oggi. Oggi ci prepariamo il dolce preferito da mio marito. Cosa semplice, molto criticata l'altra volta perché è la seconda volta che lo faccio. La prima volta è stato, non lo so, è un semplice dolce con crema al cioccolato e biscotti. Amo, mo lo assaggio prima io. Il biscotto io non l'ho bagnato nel latte. Se voi volete lo potete bagnare, ma resta bello morbido. Noi lo andiamo a preparare. Andiamo? E andiamo. Ci prepariamo la crema, una crema semplice e veloce. Io ho messo il latte, aggiungo le uova. Per le dosi dello zucchero e farina a cucchiaio, quindi ve le scrivo a cucchiaio. Questa è una ricetta che fa sempre mia mamma, è già collaudata, stracollaudata, quindi mescoliamo bene. Per la farina setacciamo e mescoliamo, una cosa che a me non piace proprio setacciare la farina, non so perché, ma a me non piace. A questo punto, sempre mescolando, porto sul fuoco e dobbiamo far cuocere. Adesso aggiungo anche il cioccolato al latte, ma potete aggiungere anche cioccolato fondente. Ecco qua, ho aggiunto anche il cioccolato e mescolo sempre. La crema è pronta, ci metto una noce di burro. Ho spento il fuoco, aggiungo un po' di rum e mescolo. La mettiamo in un contenitore. L'ho coperta con la pellicola, la lascio raffreddare un po' fuori dal frigo e poi la metto in frigo. Mettiamo la crema dal frigo, o la fate un po' col frullatore, io la passo un po' in planetaria, come preferite. Prendiamo un contenitore a piacere, questo non è usato, ha fatto solo un viaggio dalle vacanze a casa perché ne avevo comprati due, ho fatto solo un solo tiramisù e poi l'ho portato a casa. Facciamo uno strato di biscotti, io ho usato questi qua, potete usare qualsiasi tipo di biscotti, e questo qua ho preso quello là che avevo da consumare. La crema è pronta e faccio uno strato di crema e uno strato di biscotti. Ecco qua, e facciamo un altro strato, penso che ne faccio 3 o 4, poi vi aggiorno. Voi non vi muovete, però io torno subito. Eccolo pronto, chiudiamo con dei biscotti, lo mettiamo in frigo almeno per 5-6 ore o tutta la notte. Eccolo qua, dopo una notte in frigo, provatelo.